Ci risiamo amici della Wii Sport, è arrivato il momento di raccontarvi di una nuova stagione di calcio dilettantistico per la prima giornata del campionato di eccellenza siciliano. Il girone B vede scendere in campo dall'impianto di Messina Sud il Pistunina e il Biancavilla, dalla parte i ragazzi di Mister Raciti che si schierano con il 4-2-3-1, Fazio tra i pali, linea difensiva con Caldore, D'Angelo, Puzzone e Kilian, i due mediani saranno Silla e Keita, il trio di trequartisti a innescare l'unica punta Ancione vede Maggiolodi, Buscema e lo giudice. Dall'altra parte Mister Cacciola può contare sull'11 che vede tra i pali Pappalardo, Orefice, Indelicato, Russo, Diop Parisi, Nicolosi, Baiocco, Messina, Lucarelli e Maimone. L'ingresso in campo delle due squadre con il direttore di gara Gigliotti della sezione di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Di Paola e Messina della sezione di Catania. Sembra essere tutto pronto, maglia bianca con inserti neri e rossi per i padroni di casa del Pistunina. Dall'altra parte gli ospiti si schierano con la divisa blu a inserti gialli e allora possiamo partire con il film del primo tempo che vedrà il Biancavilla attaccare da destra verso sinistra dei vostri videoschermi. Dall'altra parte il Pistunina, subito Biancavilla in avanti a questa occasione con il tentativo di inserimento da parte di Baiocco che mette il pallone in mezzo. Fazio riesce in due tempi a far sua la sfera e evitare guai peggiori per la sua porta. Sembrano, come detto, essere partiti meglio gli ospiti. Ancora una volta il Biancavilla in avanti, il pallone viene sventagliato in mezzo dove arriva Lucarelli che ci prova con il mancino. Il numero 10 del Biancavilla però non riesce a inquadrare la porta e manda alle stelle. Ancora gli ospiti però in avanti, c'è un batti e ribatti vicino all'area di Fazio, ci prova Messina con questo sinistro che viene però smorzato in calcio d'angolo. Non cambia però il copione, ci prova ancora Lucarelli con questo mancino che per poco non trova il gol. Tra i più attivi sicuramente Lucarelli in questa prima uscita del Biancavilla. Rivediamo a rallenti il suo tentativo con il mancino che però non trova la porta. Ancora in avanti la squadra etnea che ci prova con una girata da parte di Messina. Il numero 9 però non trova la via della rete. Poi Baiocco su calcio di munizione ancora una volta cerca il tentativo da parte del centravanti di Mister Cacciola che però non riesce a girare verso la porta. Poi lo giudice perde un sanguinosissimo pallone vicino alla porta del Pistunina. Ancora una volta Lucarelli prova con il mancino, riesce Fazio a deviare il pallone col piedone e poi fa sua la sfera. Il Biancavilla, come detto, sembra essere messo meglio in campo e arriva il gol del vantaggio grazie all'inserimento da parte di Maimone e il numero 11 a portare in avanti gli ospiti del Biancavilla. Calcio d'angolo da parte di Lucarelli, inserimento se lo sono persi completamente quelli del Pistunina. Il numero 11 di Mister Cacciola ha trovato la gioia del gol, non poteva iniziare meglio la stagione per Maimone. Gol dell'1-0 che quindi allo scadere al 46esimo porta in avanti il Biancavilla in questa prima giornata del campionato di eccellenza girone B. È arrivato il duplice fischio del direttore di gara e noi ci proiettiamo al racconto del secondo tempo, amici della Wii Sport. Un secondo tempo che vede subito il Biancavilla partire bene. Baiocco ha tanto spazio davanti a sé, prova a scaricare sulla destra dove trova Maimone che approfitta dell'errore difensivo, ci prova col sinistro. Fazio deve intervenire per evitare guai peggiori. Ancora una volta Maimone vicino al gol, sarebbe stata la doppietta per lui. Poi inserimento da parte dell'esterno del Biancavilla che viene atterrato così per il direttore di gara. Non ci sono dubbi, è calcio di rigore e arriverà anche la susseguente espulsione per l'estremo difensore Fazio. Abbastanza coraggiosa la decisione da parte del direttore di gara Gigliotti. Forse l'espulsione sarebbe stata evitabile. Fatto sta che arriva il calcio di rigore, si presenta Messina a tu per tu col portiere del Pistunina e arriva il gol che vale il 2-0. Siamo al 18esimo della ripresa e aumentano le distanze tra Biancavilla e Pistunina. Adesso è 2-0 grazie al gol di Messina che ci aveva provato in più occasioni nella prima frazione, non trovando mai la via della porta. Alla fine lo trova. Ancora in avanti gli ospiti con il tentativo di Maimone di trovare ancora una volta la via della rete. Non riesce però in questa occasione. Ancora una volta però in avanti gli ospiti col tentativo da parte di Lucarelli, tra i più attivi dei suoi, probabilmente il migliore in campo insieme a Capitan Baiocco. Ma arriva il triplice fischio del direttore di gara. Finisce così 2-0 del Biancavilla sul Pistunina in questa prima giornata. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè e alla prossima.